Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sanità, sempre più siciliani rinunciano a curarsi per le interminabili file d'attesa negli ospedali della nostra regione. A Palermo un cardiopatico ha dovuto aspettare un anno per una visita specialistica. Agrigento, 7 tra medici e infermieri indagati per la morte di un pensionato all'ospedale San Giovanni di Dio. La procura indaga per omicidio colposo. Catania, espugnata alla Fossa dei Leoni a Librino. 26 arresti tra spacciatori e vedette. Il gruppo criminale aveva un codice segreto per ogni tipo di droga. Base operativa una palazzina sul viale Grimaldi. Caro Voli, nuova indagine dell'antitrust sulle tariffe da e per la Sicilia, durissimo Schifani, abnorme e intollerabile il ripetersi degli aumenti. Pronti all'azione, a Catania, in Viale Africa, ha allestito il villaggio della Protezione Civile per fronteggiare le emergenze con i volontari. Testimone d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito. Messina senza acqua per 2 giorni al mese fino ad aprile, il grave disagio legato ai lavori alla condotta di Fiumefreddo, rassegnazione tra i messinesi che sperano in un servizio finalmente efficiente. Calcio, Lucarelli studia il suo Catania al ritmo di 2 allenamenti al giorno e sabato al Massimino arriverà la Turris, una partita da non sottovalutare. Bentrovati. Sanità, sempre più siciliani rinunciano a curarsi per le interminabili liste d'attesa negli ospedali della nostra regione. Ad incidere il prezzo dei farmaci. Marco Gullà. Sempre più persone in Sicilia rinunciano a curarsi per le interminabili liste d'attesa che ci sono negli ospedali dell'isola. È la fotografia che arriva da un'indagine nazionale di Federconsumatori e che riguarda anche la nostra isola. Un problema che attanaglia tantissimi siciliani e che rappresenta un allarme concreto. Sta aumentando il numero di persone che più non si curano e tra l'altro se una volta era soltanto per motivi economici, adesso gran parte delle persone non usufruiscono di prestazioni sanitarie, soprattutto a causa dei tempi di attesa delle liste. Anche un anno di attesa per una visita ospedaliera come quella che dovrebbe sostenere questo cittadino palermitano. Praticamente dovevo fare urgentemente una visita cardiologica con elettrocardiogramma, io che ho 4 bypass, da aprile mi hanno prenotato a dicembre la prima visita. L'altra visita, devo passare urgentemente anche una visita oculistica perché non ci vedo bene, addirittura mi hanno rinviato a febbraio del prossimo anno. Tempi insostenibili per chi invece dovrebbe avere priorità. I dati ci dicono che la gran parte delle persone che poi non si attivano anche per le liste di attesa lunghe, e sono in Italia ben 1,7 milioni, sono le persone più fragili, quelle che hanno più patologie. Ma c'è anche chi rinuncia a curarsi in Sicilia per il costo dei farmaci. Prendo un integratore che serve per il cuore, una scatola costa a pagamento 28 euro. Mia moglie che soffre di osteoporosi e cammina con il bastone deve prendere 2 farmaci che sono degli integratori per le ossa. Uno costa 14 e uno 24 euro. Chi è che si deve curare? Io o mia moglie? Io non mi curo più, preferisco curare mia moglie. Ad Agrigento 7 persone, tra medici e infermieri, sono indagate per la morte di un pensionato all'ospedale San Giovanni di Dio. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Eva Spampinato. Per i familiari si tratterebbe di un caso di mala sanità e la procura di Agrigento apre un'inchiesta sulla morte di un uomo di 73 anni avvenuta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un intervento chirurgico effettuato per dei problemi renali. 7 persone, fra medici e infermieri dell'ospedale di Dio, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del pensionato. Dopo l'esposto presentato dai familiari ai carabinieri e l'avvio dell'inchiesta per omicidio colposo, l'iscrizione degli indagati da parte della procura è stato
stato un atto dovuto, anche per consentire ai medici di difendersi fin dalla fase delle indagini preliminari, partecipando agli accertamenti tecnici e all'esame autoptico. Il 73enne pare soffrisse di una patologia renale. Dopo il ricovero, i medici hanno deciso per un intervento chirurgico, poi il trasferimento in rianimazione e il decesso, forse in seguito ad una emorragia. Il magistrato ha nominato 2 periti, il medico legale Antonio Guaiana e il medico specialista in chirurgia generale Giuseppe Diana, che hanno già eseguito l'autopsia. La loro relazione, salvo proroghe, sarà consegnata entro 90 giorni. A Catania è spugnata la Fossa dei Leoni, 26 gli arresti. Pusher, vedette, clienti venivano prefiltrati per evitare i controlli e c'era anche un codice segreto per ogni tipo di droga. Base operativa dei Loschi Affari, una palazzina sul viale Grimaldi a Librino. Tonino De Mana. 26 arresti in flagranza di reato, 67 kg di droga sequestrati insieme a 2 pistole, un fucile e decine di cartucce di vario calibro. L'operazione Fossa dei Leoni 2 ha consentito di espugnare un'autentica roccaforte di crack, cocaina e marijuana con base operativa sul viale Grimaldi a Librino. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel blitz effettuato a Catania, Palermo, Enna e Cosenza sono stati impegnati oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto dei reparti specializzati coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Smantellata una fiorente piazza di spaccio a Librino, conosciuta appunto come Fossa dei Leoni per la sua struttura morfologica e storicamente riconducibile al Clan Cappello. Emblematiche le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marijuana ai numerosi acquirenti, oltre a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni con prefiltraggio dei clienti. Spacciatori e vedette si erano inventati un vero e proprio codice segreto per individuare gli stupefacenti: camicie per la cocaina, crackers per il crack e giubbotto per la marijuana. L'organizzazione, ben strutturata, si avvaleva di un sistema di protezione e prefiltraggi per arrivare sui luoghi dello spaccio, vere e proprie difese passive, con una palazzina protetta da un portone abusivo in ferro ed apribile soltanto dall'interno. Un barbiere di Adrano è risultato totalmente sconosciuto al fisco e, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Catania, avrebbe omesso di dichiarare 700.000 euro, parte dei quali sarebbero stati reimpiegati nell'acquisto di beni mobili, abitazioni e polizze vita. Inoltre avrebbe continuato a svolgere l'attività nonostante avesse cessato la partita IVA dal 2017 e avrebbe parallelamente incassato circa 25.000 euro a titolo di indennità di disoccupazione. Caro Voli, l'Antitrust avvia un'indagine sull'uso degli algoritmi per determinare le tariffe da e per la Sicilia. Bene, dice Schifani, sono fondate le nostre battaglie contro l'abnorme e intollerabile ripetersi del caro biglietti anche in vista del Natale. Il Codacons applaude, ma ascoltiamo il Presidente della Regione. Innanzitutto la bella notizia di oggi è veramente molto positiva. L'Antitrust, in forza dei poteri del decreto fortemente voluto dall'amico Adolfo Urso, il ministro Urso, con il quale mi sono sempre confrontato, in forza di questi nuovi poteri ha attivato, e in forza anche dei ricorsi pregressi della Regione e degli altri, ha attivato un'indagine conoscitiva sull'applicazione anonima degli algoritmi, e quindi già questa è una bella notizia. Noi come Regione abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo approvato degli incentivi, degli sconti, la possibilità di sconti del 25% per tutti i residenti in Sicilia. Attendiamo l'adesione delle compagnie, già ne sta per arrivare quella di Euroitalia, la quale mi ha annunziato che addirittura nel periodo natalizio aumenterà il numero dei voli, le tratte Palermo, Catania e Comiso per Roma e Milano, quindi anche questa è una bella notizia. Il Presidente Schifani ha poi aggiunto la conferma che le nostre battaglie in difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate dall'abnorme e intollerabile ripetersi del caro biglietti anche in occasione delle prossime festività di fine anno.
Pronti all'azione, a Catania ha allestito un villaggio della Protezione Civile, un esercito di volontari pronto a dare una mano in caso di emergenza. È testimone d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito. Tonino De Mana. Professionisti, forze dell'ordine ed un esercito di volontari pronti all'azione, perché in Sicilia i rischi, dagli incendi ai terremoti passando per le alluvioni, sono sempre dietro l'angolo. Ogni emergenza necessita di risposte immediate, come sottolinea il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, che ha inaugurato la tappa catanese della campagna informativa. Ed è anche una iniziativa rivolta a diffondere le buone pratiche di autoprotezione, di comportamento in caso di calamità. Molti incidenti avvengono durante le emergenze per una sottovalutazione del rischio, per comportamenti imprudenti, e qui abbiamo diverse occasioni, diversi momenti in cui si fa il punto sulle norme di corretto comportamento da adottare appunto in casi di emergenza. Testimonial d'eccezione l'ex campionessa olimpica Carlotta Ferlito, che sottolinea l'importanza della prevenzione. Serve anche la conoscenza di sapere come comportarsi qualora questi casi, insomma queste tragedie dovessero avvenire, quindi io non mi sono mai trovata per fortuna in delle situazioni di rischio, ma adesso saprei, grazie alla Protezione Civile Sicilia, come intervenire. Un villaggio, quello allestito nel piazzale Chinnici alle Ciminiere di Catania, ricco di eventi, simulazioni e di aree dimostrative pratiche come il salvataggio in mare o le buone pratiche di soccorso. Disostruzioni viarie nel neonato, 5 pacche verso l'esterno, dopodiché si gira il neonato e si fanno 5 compressioni. In questo modo il neonato espelle la parte che è all'interno e lo aiutiamo a respirare nuovamente. Il villaggio della Protezione Civile sarà aperto al pubblico dalle 9:30 alle 18 fino a sabato e chiude gli appuntamenti già riusciti effettuati a Palermo e Messina. A Messina mancherà l'acqua per almeno 36 ore. Domani verrà chiusa la condotta da Fiumefreddo per lavori e i messinesi rassegnati si stanno organizzando per superare i disagi. Francesco Triolo. L'acqua mancherà per 24 ore, Messina altre 12-24 ore serviranno per riattivare la conduttura e riportarla nelle case dei messinesi. 2 giorni di disagi che si ripeteranno ogni mese sino ad aprile per la sostituzione della tubazione che va da Fiumefreddo al capoluogo. Gli effetti saranno quelli di acqua razionata, un flusso che si interromperà domani mattina. Speriamo che i serbatoi siano abbastanza capienti e che Dio ce la mandi buona, altrimenti appena finisce chiudiamo. Non c'è alternativa. Sì, ci stiamo organizzando con l'acqua, abbiamo riempito i serbatoi, i bidoni, con la speranza che ci basti. L'obiettivo è quello di portare nel 2026 l'acqua con un flusso diretto quotidiano, evitando crisi idriche come quella del 2015, ma intanto c'è da affrontare 1 a 2 giorni di grandi complicazioni per i residenti, ma anche per i commercianti. Ci stiamo provando a organizzare, anche perché a Messina ormai sta diventando un problema serio. L'acqua, però con un po' di organizzazione, se restiamo sempre pochi giorni senza acqua, insomma, riusciamo a organizzarci. Insomma, con i serbatoi ci portiamo avanti, così, sperando bene che venga presto. Poi c'è il nodo delle scuole. Il tavolo in prefettura ha affrontato anche questo aspetto. Resteranno tutte aperte. Si confida che i serbatoi possano essere sufficienti per la giornata di venerdì. Io ho ricevuto un'email dalla scuola e praticamente la scuola è aperta, ma non possono garantire fondamentalmente che ci sia l'acqua perché non abbiamo i serbatoi. Al via il cantiere per realizzare il nuovo museo dell'Etna a Catania. La sede sarà l'ex ospedale Vittorio Emanuele in via Plebiscito, ospedale chiuso nel 2019. È un'area di 3 piani che ospiterà laboratori, un auditorium, un ristorante e tantissimo verde. Eva Spampinato. La scritta Pronto Soccorso presto lascerà spazio ad un'altra insegna, quella del Museo dell'Etna, e anche se ancora qui all'interno dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania tutto parla di abbandono e degrado, il presidio è chiuso dal 2019, nel giro di 2 anni e mezzo una nuova luce e soprattutto una nuova energia potrà dare vita non solo all'edificio costruito nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche a tutto il quartiere di San Cristoforo. Questa struttura diventa un'occasione di rigenerazione urbana perché è il modo attraverso cui far rinascere
un poco le speranze su San Cristoforo, su via Plebiscito, in una zona che è stata troppo tempo emarginata e causa di emarginazione. Il progetto è veramente avveniristico, la realizzazione del Museo dell'Etna nella facciata centrale, il dell'Accademia di Belle Arti, la cessione dell'Università di un'altra ala, nonché nelle varie palazzine su cui prima si articolava l'intero ospedale e la realizzazione di campus universitari costituiscono la premessa per un progetto di riqualificazione dell'intera area. Il museo sarà un catalizzatore sociale e culturale per tutto il territorio. Che parlerà a 360 gradi del territorio etneo, a partire da quello che è l'elemento che più lo connota, proprio l'Etna. Sarà un luogo dove si potrà accedere senza biglietto, solo anche per prendere un caffè, quindi l'alternativa, diciamo, culturale quasi ai centri commerciali. Per l'avvio dei lavori sono intervenuti il presidente della regione Renato Schifani e i massimi rappresentanti dell'amministrazione catanese. Tra poco il calcio, Lucarelli studia il Catania a ritmo di 2 allenamenti al giorno. Dopo la breve pausa ci rivediamo, state con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Lucarelli studia il Catania, le 2 doppie sedute di allenamento quotidiane programmate sino ad oggi hanno avuto lo scopo di lavorare il più possibile con la squadra. Sabato c'è la gara contro la Turris ed è una partita subito da non sottovalutare. Francesco Triolo. Quando indossi la maglia del Catania tutto deve essere primario, quindi sia il campionato che la Coppa, e noi dobbiamo cercare di invertire un trend perché questa squadra ha tutte le potenzialità per farlo. 48 ore ancora per dare un'impronta, per far comprendere quello che Lucarelli conosce bene, il senso di appartenenza e la voglia di lottare per una maglia. Non importa se campionato Coppa Italia, il tecnico livornese vuole un atteggiamento gagliardo a sua immagine ogni minuto di ogni singola gara. Il capitano è tornato e lo ha fatto in campo durante gli allenamenti, ma anche con il suo carattere da trascinatore. Adesso però dovranno essere i risultati a dargli una mano, e la partita contro la Turris sabato alle 14 rappresenta un momento di particolare importanza per la ripartenza, un impegno però da non sottovalutare. Sicuramente è una squadra che ha avuto un inizio di campionato veramente importante, anche è stata in testa alla classifica per le prime giornate. È una squadra che in questo momento magari anche loro non stanno attraversando un bellissimo periodo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, e quindi però voglio già cominciare a vedere qualcosa di quello che stiamo preparando questa settimana. Lucarelli e il suo staff stanno valutando reparto per reparto tutti i giocatori, una particolare attenzione per il centrocampo dove ci sono i dubbi maggiori tra Ladinetti, Quaini e Rizzo, tutta gente di grande qualità, ma chi per motivi tattici, chi fisici ancora ha inciso poco nel gioco del Catania. Lucarelli è stato chiaro: conosco tutti, ha detto in conferenza stampa di presentazione. Per la gara con la Turris bisogna solo capire se dare uno stacco deciso subito o se attendere un altro po'. Gli ultimi allenamenti prima della partenza, in questo senso, diranno tanto. Siamo al volley in Superlega. Saturnia Farm Italia cade in trasferta a Civitanova sul parquet di Lube. Il campo, la matricola catanese ha però dato filo da torcere a una delle prime della classe. Nei primi 2 set gli etnei hanno dato tutto, giocandosela a testa alta nonostante l'assenza di Manavi, la cui rottura del crociato del ginocchio sinistro sembrerebbe essere stata, grazie a cielo, scongiurata nel pomeriggio dal risultato della risonanza magnetica. Nelle prime 2 frazioni di gioco i bianco-blu rimangono, come detto, punto a punto, e nel terzo set sono anche riusciti a portarsi avanti di 4 punti per poi cedere di schianto. Finale 3-0 a favore di Lube. Domenica al Pala Catania per la 6ª giornata di campionato arriverà Allianz Milano.
Rinunciare alle cure del servizio sanitario per le interminabili liste d'attesa, insieme perché non ci sono i soldi per potersi rivolgere alla sanità privata, è una realtà allarmante. Avete sentito le notizie che arrivano da Federconsumatori, se ci pensiamo si tratta di un circuito micidiale, quasi un anno per una visita specialistica a un cardiopatico. I ritardi nelle erogazioni delle prestazioni sono dovute a volte alla mancanza di un macchinario, a un problema tecnico, altre cause non immediatamente risolvibili, senza dimenticare la cattiva organizzazione del lavoro, dei turni, delle prenotazioni, delle forniture del materiale sanitario. E poi c'è il problema CUP, Centro Unificato di Prenotazione, il sistema centralizzato delle prestazioni sanitarie, che però spesso e volentieri avrebbe bisogno di una messa a punto. A livello nazionale lo certifica l'Istat, rinuncia al servizio sanitario a causa delle liste d'attesa troppo lunghe proprio chi ne avrebbe più bisogno, e cioè chi soffre di 2 o più patologie croniche, quasi 2 milioni di italiani. 1,7 milioni che si arrendono prima di ottenere una visita, un esame, un piano terapeutico. È inammissibile per una delle prime potenze economiche globali. Ed eccoci all'altra nota dolente. Qui in Sicilia l'alto tasso di disoccupazione, le difficoltà economiche diffuse rendono difficile, se non impossibile, accedere a servizi sanitari privati in qualche modo alternativi. Ma non è tutto, perché l'altra faccia della medaglia è l'impoverimento crescente di chi, pur di non rinunciare alle cure, non riesce più nemmeno a fare quadrare i conti per la gestione quotidiana della propria esistenza. Non c'è assolutamente da stare allegri, e intanto ci auguriamo almeno che il centro di eccellenza di cardiochirurgia di Taormina potrà veramente rimanere aperto, come ha detto il governatore oggi. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.